Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato la morte di Fernando Bottaro. È questo il principale interrogativo sul quale stanno lavorando gli inquirenti dopo la tragedia avvenuta nel cantiere di via Selvatico a Teolo, dove ha perso la vita l'artigiano di 85 anni residente ad Abano Terme. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando per la ditta del figlio al primo piano di un'abitazione privata, quando avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto. Subito dopo ha perso l'equilibrio, precipitando dalla scala e battendo violentemente la testa. I sanitari del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Fernando Bottaro aveva dedicato la sua vita all'edilizia, nonostante gli 85 anni, continuava a lavorare nell'impresa di famiglia, oggi guidata dal figlio Omar, affiancando ancora l'attività in cantiere. Un legame con il lavoro che non aveva mai interrotto e che si è spezzato proprio durante quella che doveva essere una normale mattinata. Bottaro lascia la moglie Maria, i figli Omar e Cristina, come l'ennesima vittima sul luogo di lavoro. Una vittima di 85 anni sul luogo di lavoro, per questo evitiamo qualsiasi tipo di commento su come mai una persona si possa trovare sul posto di lavoro a 85 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri tecnici dello Spisal, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sarà ora l'attività investigativa a chiarire l'esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia stato causato esclusivamente dal malore oppure se la caduta e le gravi lesioni riportate abbiano avuto un ruolo determinante. Per questo il cantiere è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.